Non è ancora stato cambiato, si sta lavorando, i 7 gruppi tecnici provinciali hanno finito il loro lavoro, a breve ci saranno dei provvedimenti che andranno a, diciamo così, insomma, tener conto di quelle situazioni e di tutelare soprattutto le fasce più fragili e più deboli. L'assessore regionale alla sanità e al sociale del Veneto, Manuela Lanzarin, conferma l'impegno della Regione a modificare in parte, introducendo criteri nuovi, la legge regionale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale. Il caso Ater arriva così ad una svolta. E dopo la giornata di ieri di alta tensione anche in Consiglio Comunale a Venezia, con gli inquilini Ater sul piede di guerra a Cafarsetti, si intravede un nuovo spiraglio di luce verso il sereno. Pensiamo agli anziani, che sono la maggior parte, oppure alle persone disabili. Ma l'indiscrezione che ci sarà qualche cambiamento, l'innalzamento dell'ISEE? Si sta lavorando su questo. L'assicurazione arriva dal Lido di Venezia, dove l'assessore ha preso parte, insieme a Monsignor Luigi Mistrò, presidente della Commissione per le strutture sanitarie cattoliche presso la Santa Sede, e al direttore generale dell'US 3, Serenissima Giuseppe Darben, alla presentazione della nuova gestione dell'ospedale San Camillo degli Alberoni, passato alla congregazione delle Suore Mantellate di Pistoia. Incalzata però anche sulla vicenda Ater, Lanzarin non si è sottratta alle domande. In sostanza, l'impianto della legge rimarrà invariato, ma si va verso un innalzamento della soglia dell'ISEE a 30.000 euro per i vecchi inquilini, lasciando invariato a 20.000 euro il limite attuale per i nuovi ingressi. A breve la pubblicazione delle modifiche. Quando ci sarà una soluzione? Ma io penso nell'arco di una decina di giorni.